Chioggia. Il sito del comune è preso di mira da misteriosi hacker. Per una mezz'ora in mattinata delle scritte in arabo e la foto di un personaggio incappucciato hanno preso il posto dell'home page, accompagnate da un tema sonoro mediorientale. Il problema è stato risolto abbastanza rapidamente. Resta il dubbio se si sia trattato di uno scherzo di cattivo gusto o di vere minacce di stampo islamista. Meolo, incendio in autostrada verso le 2 del pomeriggio e autostrada chiusa per permettere ai vigili del fuoco di lavorare. A prendere fuoco per cause ancora ignote un tir fermo in una piazzola di sosta poco prima del casello di Roncade in direzione Trieste. Sul posto i vigili del fuoco che per lavorare in sicurezza hanno chiuso l'autostrada per alcuni minuti, deviando il traffico sul bypass tra la A27 e la A28. Code fino a 5 km prima che la situazione tornasse alla normalità nel corso del pomeriggio. San Donà. Piazza Indipendenza invasa dai volantini di una discoteca della zona industriale. Non l'hanno presa bene i vigili urbani, come sempre impegnati nel far rispettare le regole che nell'area antistante il municipio sono particolarmente severe riguardo al decoro. Il locale è quindi stato multato con 2 distinte sanzioni da 163 euro.